Ben ritrovati. Con Telepace Sport prende avvio non solo una trasmissione ma una vera e propria palestra dove talenti sportivi di diverse discipline si incontrano, intrecciano storie di vittorie o di sconfitte, sicuramente di umanità. A dar vita a questa rubrica settimanale un team di conduttori, registi e volontari, vera anima del programma. Sul volontariato si fondano gran parte delle società sportive, così come ha richiamato il presidente del CONI Ligure che ha tenuto a battesimo la nuova stagione del programma. Questa è la forza dello sport, la forza del volontariato che è mossa dalla passione. Si perde tempo, qualcuno ci mette anche del denaro, però è troppo bello quando ci sono i ragazzi che crescono, vengono su. Poi io, avendo i capelli bianchi, vedrete, lo dico ai dirigenti più giovani, magari trovare qualcuno che è stato tuo atleta e che magari ti chiama ancora presidente. No? Tra gli ospiti presenti al Teatro Caritas di Chiavari i rappresentanti della società Volley Carasco, la Lavagnese Calcio, il Lavagna 90 di pallanuoto e la BIC Genova di calcio integrato. Cos'è il calcio integrato? È dare la possibilità a tutte le società calcistiche del territorio di poter acquisire magari degli strumenti per poter insieme attuare tutti quei processi di apprendimento ed educazione attraverso lo sport. La Lavagnese è davvero una società che ha fatto partire questo progetto. Tante volte sembra che alla fine quello che facciamo l'abbiamo fatto per, ad esempio, i ragazzi del BIC che sono qua, ma in realtà poi ritorna tutto indietro. Tanti giovani presenti in platea che hanno animato con la loro gioiosa vivacità la trasmissione che presta attenzione ai temi della socialità e dell'integrazione. E nel finale c'è stato spazio anche per una promessa. Speriamo il prossimo anno magari di venire qua e parlare di un palasport finalmente pronto, un'arena sportiva pronta dove possa venirci anche a giocare la scuola di pallavolo di Carasco. Vi posso dire che i lavori sono molto avanti. Benissimo. Allora, grazie.